Benvenuti, sta per iniziare la nuova stagione di Noi Diversamente Sardi. Oggi visiteremo assieme a voi un monumento davvero particolare e unico, una sorta di ziggurat in Sardegna, avete capito bene, unica ziggurat presente in Europa. Si tratta di un monumento veramente antichissimo che è stato costruito in una zona che già aveva visto un insediamento di persone, villaggi, eccetera. E comunque, come diciamo sempre, è bene vedere il sito perché spiega molto più delle parole. Vi ricordiamo comunque di iscrivervi e seguirci sui nostri canali YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Abbiamo detto tutto, andiamo a visitarlo? Però a bassa voce dobbiamo dire una cosa, perché c'è gente. C'è gente, quindi dopo la sigla! La storia di questo sito parte da molto lontano. Circa 6.000 anni fa in quest'area esisteva un villaggio dove nella piazza principale erano stati collocati un menhir alla mia destra e delle pietre sacrificali, di cui se ne vede una molto grande, alla mia sinistra. Poi successivamente il villaggio è stato raso al suolo per far posto ad una bellezza che è questa. L'altare prenuragico di Monte d'Accoddi. Saliamo sull'altare percorrendo questa rampa che nel primo punto è larga 6-7 metri e poi si allarga fino a circa una decina di metri. La lunghezza della rampa è di circa 40 metri. Notiamo ancora a destra la pietra sacrificale e sulla nostra sinistra il menhir con un'altezza di circa 4 metri e mezzo. Ci fermiamo un attimo in questo punto perché questo era il livello primario su cui era stato costruito il primissimo altare. Poi in una seconda fase, attorno al 2002, è stata costruita quest'altra parte di un'altezza di circa 5 metri a gradoni, quindi sollevando il piano dell'altare e fornendo l'appunto sia di gradoni che anche di un guscio contenitivo. Questo guscio contenitivo lo possiamo vedere perché attorno appunto ci sono delle pietre, così come sono state collocate delle pietre
ai lati dell'altare, ai lati della rampa, con funzione sicuramente contenitiva e rafforzativa di tutta quanta la struttura. Ora proviamo a salire in cima. Essere qui sopra è una sensazione veramente unica. Immaginate che c'era comunque una costruzione fatta in legno e in altro materiale che comunque poi col tempo si è degradato. Molto importante è tenere in considerazione la ricostruzione che è stata fatta attorno al 2200 a.C. Infatti è stata fatta un'opera di consolidamento e tutta la fiancata che oggi vediamo dell'altare fino al 2002 è stata ricoperta con dell'ocra rossa. Poi in un secondo tempo sono stati aggiunti questi massi per il consolidamento, ma com'era possiamo vederlo grazie a questa ricostruzione in 3D di Daniele Rivano. A lato dell'altare possiamo vedere anche questa pietra che si chiama omphalos, che significa ombelico. La sua funzione non è assolutamente conosciuta, quindi rimane un mistero. L'unica cosa che si può notare, oltre a questo spacco, sembra di natura incidentale, è la presenza di queste micro coppelle che potrebbero anche queste avere una funzione cultuale. Questa è una delle due lastre sacrificali che erano presenti ancora prima della costruzione dell'altare prenuragico e si tratta appunto di una lastra sacrificale che ha una struttura che ricorda abbastanza il dolmen, e la particolarità che si può notare è questa, cioè che esistono in pratica dei fori all'interno dei quali far passare delle corde tramite le quali venivano trattenute le vittime sacrificali, quindi animali che dovevano essere offerti in dono alla divinità. Abbiamo girato attorno all'altare e siamo arrivati in zona nord-est, dove abbiamo trovato la capanna dello stregone. È una capanna che, come potete vedere, è divisa in vari ambienti. È stata chiamata così perché in alcuni ambienti in particolare sono stati ritrovati degli oggetti di funzione cultuale e in altri ambienti sono stati ritrovati dei focolari e dei residui di
derrate alimentari che testimoniano appunto la preparazione e la cottura di cibi. Questo è un menhir preesistente al tempio, è alto circa 4,5 metri e come potete vedere presenta delle coppelle. Queste coppelle forse erano utilizzate appunto per dei rituali sacri, e sta di fatto che sono state ritrovate alla sua base tantissime conchiglie e fossili, anche questi probabilmente utilizzati per dei rituali sacri. Si è conclusa questa puntata, la prima puntata di questa nuova stagione. Mi raccomando, venite a visitare questo magnifico luogo, unico monumento, molto particolare, e iscrivetevi alle nostre pagine Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Ricordate, questo è un monumento unico in Sardegna e in Europa. A presto! Ciao! Ciao!